Ok, buongiorno a tutti signori. Che il Signore benedica ciascuno di noi nella sua presenza. E io vorrei cominciare questo culto facendo la cosa più bella che un cristiano può fare, meditando su un testo della parola di Dio. Tu sai che questo libro, che non è un libro normale, questo è un libro, generalmente tu leggi libri. Questo è un libro speciale perché quando tu lo apri è lui che legge te. Lui ti legge, ti scruta, ti investiga nella parte più profonda del tuo essere. Io vorrei che tu potessi accompagnare questo versetto che voglio condividere con te questa mattina. Si trova in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 58. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 58. E dice così la parola di Dio. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Allora sta attento, c'è un'arma potentissima che l'inferno ha contro l'efficienza, la gioia, la pace di un credente. Si chiama scoraggiamento. Quando tu sei scoraggiato, sei a terra, la cosa più difficile in una chiesa è risollevare una persona scoraggiata. E lo scoraggiamento può arrivare perché ci sono tante difficoltà nella vita che noi dobbiamo affrontare, no? Leggendo questo testo, quando Paolo scrive questa frase molto significativa alla fine della lettera ai Corinzi. Corinzi non era una chiesa semplice. Paolo usciva da questa chiesa per andare a fare un'altra missione, entravano i falsi dottori e i Corinzi accettavano i falsi dottori. E lui principalmente scriveva ai Corinzi, sì, ma principalmente scriveva a se stesso. Paolo, non ti scoraggiare, i problemi arrivano, la sofferenza c'è nel ministero, ma non ti scoraggiare perché la tua fatica non è vana nel Signore. Non so se ti è mai capitato quel periodo della tua vita dove sembra che tutto funzioni al contrario, ok? Ossia, tu chiedi delle cose a Dio e sembra che Dio non risponda. Tu predichi la parola di Dio e nessuno si converte. Tu cerchi di essere fedele al Signore e niente funziona. Ti riconosci un po' in questa cosa? O solo il pastore Sandro? Ma il Signore dice, non ti scoraggiare, stai in piedi, continua a seminare, continua a faticare nell'opera di Dio, perché un giorno quel seme che tu stai gettando per la gloria di Dio porterà frutto. Dio non si è dimenticato della tua semina, Dio non si è dimenticato della tua fatica. La tua fatica non è vana nel Signore. Sai che cosa vuol dire la parola vanità? La parola vanità significa bolla di sapone. Ossia, quello che è vano è quello che dà gioia ai bambini, no? Sai quelle bolle di sapone che loro soffiano, dopo 2 minuti, puff, scompaiono. E il Signore dice, le tue preghiere non sono vanità, non sono bolle di sapone. Il tuo sforzo nell'opera del Signore non è bolle di sapone. La tua predicazione non è bolle di sapone. Il Signore sta tenendo conto di tutto quello che farai e un giorno tu vedrai quel seme che cresce, ma tu non devi mollare. Sai cos'è il grande problema? Che tante volte Dio crede più in noi che noi crediamo in quello che stiamo facendo. Ma Dio dice, la tua fatica non è vana, credi che io posso usare la tua fatica per portare frutto. Allora se tu che sei qua stamattina
e forse sei un po' scoraggiato, forse sei un po' giù abbattuto. Il Signore è qua per dirti: non scoraggiarti, non mollare, non desistere. Chiudi i tuoi occhi e vai avanti a testa bassa, perché un giorno arriverà il traguardo e io ti farò vedere quanta strada tu hai fatto. Io sono con te, figlio mio. Ti ricordi Salmo 23 cosa dice? Quando anche io passassi per la valle dell'ombra della morte, io non temerò nessun male, perché tu sei con me. Tu credi che Dio è presente nella tua vita? Tu credi che Dio è lì quando tu ridi, quando tu piangi, quando tu soffri, quando tu muori, quando tu nasci? Dio è lì con te. Lui ha un progetto di vita meraviglioso per ciascuno di noi. Meraviglioso non significa senza difficoltà. Meraviglioso non significa privo di sofferenze. Ma Lui ti dice: la tua fatica non è vana, la tua fatica porterà frutto. Io ti invito ad alzarti in piedi in questo momento e ti chiedo, tu che sei qua stamattina, comincia il culto al Signore, che è culto, non è semplicemente venire a trovare o sentire una predica o partecipare alla lode, è culto al Signore, ossia la tua anima deve essere proiettata verso Cristo, colui che ha dato la sua vita per te. E Lui ti sta dicendo: figlio mio, porta la tua croce, non preoccuparti del resto, fa un passo per volta e guarda in alto, non abbassare lo sguardo, perché la tua fatica non è vana. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio, perché nella tua presenza, Signore, tante situazioni vanno a posto, tante situazioni, Signore, che ci affliggono, ci mettono dubbi, anche se non si risolvono. La cosa più importante che noi sperimentiamo è che tu sei presente in quella tempesta. Mi ricordo di Giobbe, quando Dio ha risposto, la parola di Dio dice che Dio era nel seno della tempesta. Dio è in mezzo alla tempesta. Dio è lì con noi ed è lì che noi vogliamo restare, insieme a Dio. Che ci sia bonaccia, che vada tutto bene o che ci sia tempesta, non importa. Tu sei con noi. E Padre, è lì che noi vogliamo stare questa mattina. Aiutaci, Signore, a dare un culto al tuo nome ripieno del tuo spirito, e che il tuo spirito, Signore, possa riempire non soltanto la mente ma anche il cuore di ciascuno di noi, e che questo luogo di culto si trasformi, Signore, in un piccolo angolo di cielo dove tu, Signore, sei il Re, e noi, Signore, vogliamo essere lì per adorarti e per servirti, perché questo è quello che faremo per l'eternità: adorarti e servirti. Ti ringrazio, Padre, perché so che tu farai un'opera stamattina. Falla, Signore, ma vai in fondo a ciascuno di noi. Non trascurare, Signore, non lasciare che il tuo spirito sia in superficie, ma fa, Signore, che la profondità di quello che tu ci darai porti guarigione, porti incoraggiamento, porti pace, porti gioia e porti un cambiamento profondo dentro di noi, perché per noi il vivere è Cristo e morire è guadagno. È così che dice la parola di Dio. Aiutaci, Signore, a lasciare da parte il nostro ego e a far sì, Signore, che la tua parola possa fare un cambiamento radicale dentro di noi. Non possiamo uscire di qua, Signore, come siamo entrati. Fallo, Signore, te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Prima di sederti, dai una parola di benedizione alla persona vicino, dietro, lascia il tuo posto. Il popolo di Dio è un popolo che benedice. Amen.
ricevete la sua grazia. Chi vince il buio ed il peccato, il tuo amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi sconde tutto, il mondo intero, chi ci scopisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portate presi in te, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portami presi in te, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portami presi in te, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Facciamo un applauso al nostro Signore. E con la prossima canzone, come abbiamo anche un po' cantato ieri sera, Rallegrati per chi c'era, e rallegriamoci nel Signore, che il Signore possa manifestarsi questa mattina, che Lui possa farci rivelarci grandi cose per le nostre vite, perché sono sicura che ha tanto da dire ad ognuno di noi. Quindi cantiamo con gioia la prossima canzone, ricordandoci che il Signore ci dà felicità e pace nei momenti più bui della nostra vita. Quindi cantiamo, prendete tutti i vostri pesi che abbiamo appena cantato, portateli a Lui e rallegratevi, perché Dio è fedele e Dio farà. Cantiamo. Sempre nelle mie labbra la tua lode ogni tempo.
come ha detto anche prima il pastore, Dio è qualcuno che è personale per ognuno di noi, però una cosa che fa è tirarci via dalla valle della morte e darci gioia, darci allegria. È quello stesso Dio che ci fa cantare in prigione mentre la nostra vita è un disastro. È quello stesso Dio che ci dà gioia nei momenti più bui, come ho detto prima, nei momenti più bui delle nostre vite. E la prossima canzone, che si chiama Sopra le acque, mi ricorda sempre quella volta in cui Pietro ha camminato sulle acque, in cui il Signore e in cui Gesù l'ha fatto camminare sulle acque e lui si è distratto però con quello che aveva intorno, si è distratto con tutte le circostanze con il vento in caso, in quello specifico caso, ma molte volte siamo noi, Pietro, quello che si distrae, che sta camminando verso Gesù e si distrae con ogni minima cosa. Ma non sono capace, ma non so fare, ma no, la domenica mattina per me è troppo presto, sabato sera no, lasciamo stare. Se vogliamo ci sono tante scuse, ma per chi serve in un ministero sa benissimo che ogni sforzo, ogni piccolo sacrificio che facciamo serve tanto alla nostra anima. Ogni sacrificio che facciamo per venire qua in chiesa, che sia arrivare a fine mese e non avere soldi per mettere più benzina in macchina e non sapere se riesci a arrivare e tornare dalla chiesa, è tutto valido, perché nella mia vita molte volte sono state quelle volte di sacrificio in cui il Signore mi ha parlato di più. E non so se qualcuno di voi sta affrontando queste situazioni, ma sappiate che il nostro Signore ha già vinto tutto, il nostro Signore lotta per noi e vince. È lo stesso Signore che ci ha salvato, che ha pensato prima a curare la nostra anima piuttosto che la nostra fisicità. È lo stesso Dio che in ogni momento ci ama, va nelle profondità del nostro cuore, sradica tutto quello che c'è di brutto, di cattivo e lo riempie con la sua presenza, con il suo amore. E cantiamo la prossima canzone pensando a queste cose. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei
che cantavo, il Signore mi stava parlando profondamente al cuore. Mi ha detto: Pastore Alessandro, ci sono tante persone che hanno bisogno di consegnare qualcosa ai piedi del Signore. Sai qual è il grande problema di un cristiano? Il grande problema è che noi non possiamo portare i nostri pesi da soli. E Ebrei capitolo 12, versetto 1 dice che dobbiamo correre la gara cristiana facendo due cose: deponendo il peccato e deponendo i pesi. Allora sì che possiamo correre con perseveranza la gara che c'è posta davanti. Io voglio pregare insieme a te questa mattina, perché non possiamo offrire al Signore un culto pieno della sua grazia se noi non consegniamo quello che abbiamo nel cuore. Il Signore qua ti sta dicendo stamattina: tu ti fidi di me? Tu ti fidi che io possa portare il tuo peso? Tu sai che io posso risolvere il tuo problema? Se noi non offriamo questo culto al Signore senza pesi nel cuore, non sarà un vero culto. Ma io vorrei veramente pregare insieme a te. Anch'io ho dei pesi da consegnare al Signore. Io non sono immune da sofferenze o da difficoltà. Ma io ho detto: Signore, questa mattina io voglio lasciare tutto ai piedi della croce. E io ti invito, se tu vuoi offrire un vero culto al Signore, io ti chiedo di lasciare il tuo posto stamattina e di venire qua davanti insieme a me a pregare. E io voglio pregare non per te, ma insieme a te. E dopo tu vedrai come l'ambiente del culto cambierà completamente, perché ci stiamo dicendo: Signore, io mi fido di te, lascio questo peso ai tuoi piedi, tu sei capace. Tu vuoi che preghiamo insieme? Vieni alla presenza del Signore, lascia il tuo posto, non avere vergogna degli altri, ok? Lascia, il Signore non si è vergognato sulla croce di essere nudo, di avere sofferto per te, ma io so che quando faremo così Lui cambierà il nostro cuore. Vedi come il popolo di Dio ha bisogno? Vedi come il popolo di Dio vuole camminare più vicino a Cristo? Abbraccia la persona vicino a te mentre preghiamo e lascia che lo Spirito Santo sollevi questo peso dal tuo cuore. Nostro Dio, oh Signore, tu ci hai detto che dobbiamo portare la nostra croce, e questa è una grande verità che non possiamo lasciare da parte. Ma come Gesù ha portato la sua croce lungo il cammino per andare verso il Golgota, tu hai messo un uomo che si chiamava Simone di Cirene, che ha portato la croce per lui. Oh Signore, quale potente aiuto abbiamo in te, Signore. Quale potente amico abbiamo in te. Signore, porta questo peso per noi. Questo non vuol dire che noi ci sederemo e faremo fare tutto il lavoro a te. No, Signore, noi cammineremo a fianco a te, ma sapendo che tu, Signore, sarai lì con noi, soffrirai con noi, parlerai al nostro cuore e ci porterai verso la gloria. Aiutaci a camminare su queste acque, Signore, che stiamo attraversando. Non permettere che affondiamo, ma Signore, ma noi crediamo che lo stesso Cristo che ha salvato Pietro che stava affondando, salverà noi dall'affondare nelle acque e nelle difficoltà della vita. Siamo con te, Signore, ma soprattutto tu sei con noi, perché il tuo nome è Emanuele, che significa Dio con noi. Grazie, Padre, per questa consapevolezza. Offriamo a te, Signore, questo peso
E ti chiediamo, Signore, adesso di ritornare ai nostri posti con un cuore leggero, pronto ad adorarti per quello che tu sei, un Dio onnipotente, onnipresente, onnisciente, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Dai un abbraccio alla persona vicino a te. Se nel mar io affondo la tua mano, su mi riporta per respirare, mi fa camminare sopra le acque. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Continuiamo la lode al nostro Signore cantando che Lui è degno, che Lui è l'agnello, che è santo e che al suo trono ci presentiamo e cantiamo un nuovo canto a Lui, un canto che viene dal nostro cuore, che viene dal profondo delle nostre grida e che chiede aiuto, che chiede cura. Continuiamo a cantare della santità del nostro Dio. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei.
voce è come un tuono, splendi maestà. Benedizione, onore, forza e potenza a te. Tu sei il santo, solo Re. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a Re dei Re. Tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Padre, ti ringrazio per questi cuori adoratori, Signore. Che tu possa continuare a benedirci questa mattina, Padre. Meraviglioso. Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù. Il pane della vita e l'acqua che disseta, un mistero sei per me. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a Re dei Re. Tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Una volta solo voi, Chiesa. Santo, santo. Ed io ti adoro. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a Re dei Re. Tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Signore Padre, ti ringrazio per questa mattina, Padre. Ti ringrazio per la tua presenza oggi, Signore. Ti ringrazio per ogni persona che hai curato, per ogni persona alla quale hai parlato, Padre. Ti ringrazio perché ci hai benedetto con la tua presenza, con il tuo manifestarti, Padre. Che tu possa continuare ad usare le nostre vite, che tu possa continuare ad usare la vita del Pastor Sandro con il messaggio che tu porterai attraverso la sua vita tra poco, Padre. Ti ringrazio davvero perché per il tuo amore, per tutto quello, per come sai toccarci in profondità, Padre, per come sai esaminare ogni singolo nostro aspetto e sai esattamente quello di cui abbiamo bisogno, Padre. Molte volte il nemico ci inganna dicendoci che abbiamo bisogno di una cosa, ma Padre, tu sai la verità, tu sai quello che può sanare ogni nostro vuoto, ogni vuoto nel nostro cuore, nella nostra vita, Padre. Grazie, Padre, perché anche senza soldi, anche senza possibilità, senza casa, tu provvedi sempre per noi, tu provvedi sempre un modo per prenderti cura per noi, Padre. Ti ringrazio perché sei fedele, Signore. Ti ringrazio perché ci dai gioia nei momenti più brutti della nostra vita, Padre. Per questo mondo sembra assurdo, perché bisognerebbe disperarsi e piangere, ma Padre, tu non sei un Dio di disperazione, sei un Dio di pace, sei un Dio di serenità, è un Dio d'amore, Signore. Io ti ringrazio per averci regalato la tua presenza, Padre, nelle nostre vite. Grazie per averci scelto per far parte della tua opera, Padre. Non vorrei essere in nessun altro posto in questo momento, Signore, se non facendo la tua opera.
per la mia vita, Signore. E io ti ringrazio, Signore, perché so che ci sono veri adoratori questa mattina. So che ci sono persone che hanno il cuore spezzato e che hanno bisogno della tua cura, Padre. E tu dia ai loro cuori che non è niente impossibile per te, che tu puoi fare tutto, come hai curato paralitici, come hai curato ciechi. Tu puoi curare le nostre vite, Padre. E io ti ringrazio nuovamente per il tuo amore, Padre, inspiegabile, e che non saprei comparare con nessun altro in questa terra, Padre, perché sei l'unico, sei il vero Re. Oh Padre, ti ringrazio per la tua presenza oggi, Signore. E tutto quello che ti chiedo, te lo chiedo nel nome del tuo Figlio Gesù, Signore. Amen. Potete sedervi. Ok, Chiesa. Prima di predicare, allora siamo qua per rendere conto di quello che abbiamo fatto la settimana scorsa. Ossia, come l'Apostolo Paolo, finita la missione, tornava nella sua chiesa di origine, che era la chiesa di Antiochia, rendeva conto di quello che era successo, no? In quello che aveva fatto. La chiesa ci ha sostenuto con la raccolta di cibo, la chiesa ci ha sostenuto con le preghiere, con l'approvazione, e noi la settimana scorsa abbiamo chiuso il nostro campeggio giovani. Primo campeggio giovani, c'erano 30 giovani, cioè già un successo, gloria a Dio per questo. Però vogliamo raccontarvi attraverso un paio di testimonianze che cosa è successo in quel campeggio. Okay? Quindi invito 2 giovani che vogliono raccontare brevemente quello che loro hanno vissuto. Il campeggio si chiamava Meet Camp, ossia incontra Dio sulla strada della tua vita. Okay? Abbiamo tutte le prediche che noi abbiamo sviluppato raccontavano di un incontro che qualcuno nel Vangelo aveva incontrato Cristo e che cosa era successo in quell'incontro. Quindi almeno 2 giovani, per favore. Chi è che ha dato testimonianza settimana scorsa a Conegliano? Per favore. Gaetano, Giada. Vogliamo raccontarvi brevemente 2 esperienze, così, in modo rapido. Comincia te, Gaetano. Ma adesso te lo scendo. Guarda, qua. Ecco. Buongiorno Chiesa. Già cominci a piangere, siamo a posto. No. Ok. Il campeggio si chiamava Meet Camp, incontra Dio sulla strada della tua vita. E lì il Signore mi ha parlato nel farmi vedere chiaramente che c'erano idoli nella mia vita. C'erano idoli che non riconoscevo come tali. Uno di questi idoli era la solitudine. Non so se conoscete un po' la mia storia, sono da 2 anni qua, ho fatto 750 km da solo, ho una mezza parente in giro, in Veneto. Ma il Signore mi ha messo in mezzo a questa grande famiglia. Il Signore mi ha parlato dicendo: non sei solo. Io sono con te ogni giorno della tua vita. Buongiorno Chiesa. Per chi non mi conosce, mi chiamo Giada e questo campeggio è stato molto toccante fin da subito, anche per il modo in cui abbiamo trovato la struttura. Abbiamo visto proprio in ogni piccola cosa la mano del Signore. E
penso di parlare per tutti i giovani che erano presenti. Non c'è stata una predica che non abbia toccato i nostri cuori. Il Signore in ogni predica ha lasciato qualcosa, e quello che il Signore ha parlato a me in modo specifico è su quanto riguarda l'orgoglio. Una predica che davvero ha parlato al mio cuore è la testimonianza del centurione che ha incontrato il Signore, e nonostante lui fosse una persona riconosciuta dal suo popolo, una persona di autorità, nonostante per lui Gesù non dovesse essere nessuno, lui l'ha riconosciuto come Signore, l'ha riconosciuto come Salvatore e ha chiesto al Signore di guarire il suo servo. E questa testimonianza mi ha fatto capire che per vedere il Signore in opera noi dobbiamo abbassare il nostro orgoglio, perché quando noi abbassiamo il nostro orgoglio acquistiamo l'identità che il Signore ci ha dato, cioè suoi figli. E in una generazione come questa i giovani ricercano tanto rivendicare i propri diritti, avere tutto l'orgoglio, però il Signore ha parlato anche attraverso un film e ci ha testimoniato che questi giovani hanno bisogno della parola di Dio, quindi davvero invito la Chiesa a pregare per noi affinché possiamo davvero portare il messaggio del Signore a questa generazione che ha tanto bisogno di abbassare il proprio orgoglio per lasciare spazio al Signore nel proprio cuore. Amen. Amen. Okay. Va bene, allora preghiamo per i nostri giovani. Invito tutti i giovani presenti per favore ad alzarsi. Ok? Chiesa di Dio, possiamo pregare per loro. Tutti questi erano presenti al campeggio, qua c'è una rappresentanza, ma erano in 30, ok? Dai, venite qua davanti, dai. Ok, e l'altra cosa, visto che noi siamo una chiesa masochista, stiamo già pensando al campeggio adolescenti di dicembre, ok? Interessante che Monique, dov'è Monique qua? Eccola lì. Domenica scorsa a Conegliano lei ha testimoniato, ha detto: Chiesa, siamo tornati a casa dal campeggio praticamente distrutti. Io dentro di me ridevo, ho detto: figurati se una ragazza di 22 anni torna distrutto, uno di quasi 60 come torna. Ma ok, va bene così, abbiamo raccolto quello che il Signore ci ha dato ed è stato veramente tanto. Un fratello della Chiesa mi ha detto: Pastore, meno male che eri stanco, perché hai fatto una predica a Conegliano che sembrava che il fuoco ci fosse lì nella chiesa. Ho detto: è proprio così. Quando noi siamo deboli, allora noi siamo forti. Ti piace essere debole? A me non tanto. Però ogni tanto il Signore dà quel giro di vite e ti dice: ok, tu ti senti forte, ti do quel giro di vite, così dipendi completamente da me. Quindi noi vogliamo dipendere dal Signore per amministrare la vita di questi ragazzi e anche dei nostri adolescenti. Ok? Pregate per il campeggio di dicembre, che sicuramente sarà una benedizione, sono sicuro di questo, ma abbiamo bisogno dell'appoggio di tutta la Chiesa. Ogni opera vincente del Signore viene attraverso una squadra, non viene per una persona, ma una squadra. E noi abbiamo bisogno di questa squadra, tutta la Chiesa, che preghi per noi, ci aiuti, ci sostenga, ci incoraggi, perché così portiamo questi ragazzi vicino al Signore, ok? Possiamo pregare insieme? Ti invito ad alzarti un attimo. Se tu hai voglia di fare questo gesto, che è quello di allungare le tue mani, è simbolico, non è niente di mistico, ma così stiamo dicendo, l'autorità che il Signore ci ha dato, noi la passiamo ai nostri ragazzi per combattere il buon combattimento della fede. Nostro Dio, grazie per queste preziose vite che tu ci hai dato. E adesso, Signore, io ti chiedo che loro siano totalmente arresi a te. Quello che noi abbiamo seminato, tu possa raccogliere. Quello che noi abbiamo seminato possa portare frutto. E ti benedico, Signore, per i nostri adolescenti che a dicembre, Signore, verranno alla tua presenza. Prepara la tua Chiesa per una grande raccolta di anime per la tua gloria.
Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Grazie, Dio vi benedica. Ok, carissimi, apriamo le nostre Bibbie. Libro di Atti degli Apostoli, capitolo 17, dal versetto 16. Dice così la parola di Dio. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, ossia Timoteo e Sila, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei, con le persone pie sulla piazza ogni giorno, con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi, epicurei e storici conversavano con lui. Alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? E altri: egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la risurrezione. Preselo con sé, lo condussero su nell'Areopago dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci fai sentire cose strane. Allora fermatevi qua un attimo e pensate a come Paolo è stato accolto nella città di Atene. Hanno chiamato ciarlatano e vieni qua che sentiamo le novità, come il Gazzettino di Treviso, no? E vediamo che cosa c'ha da dire questo qua di nuovo. Preso con sé lo condussero nell'Areopago dicendo: potremmo sapere qual sia questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere cosa vogliono dire queste cose. Ora tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ascoltare novità. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi. Assomiglia a un popolo che conosci. Poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale è scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo le nazioni degli uomini perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate ai confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris, e altri con loro. Preghiamo che il Signore ci parli. Nostro Dio, è nelle tue mani adesso la semina della tua parola. Signore, io ti chiedo che tu possa parlare attraverso la bocca del predicatore e, Signore, che le persone possano, i tuoi figli, la tua Chiesa riunita qua, possa prendere questo non come parola d'uomo, ma come parola di Dio. Benedici, Signore, questo momento e che nel nostro cuore ci sia quel silenzio che serve a ascoltare ciò che tu dirai. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questo viaggio missionario che Paolo ha fatto ad Atene viene tra
due città molto interessanti nella predicazione della parola di Dio. Prima di partire per Atene, l'Apostolo Paolo era stato in una chiesa di nome Berea. Quella era la chiesa che più ha colpito il cuore di Paolo. La parola di Dio dice che Berea era una chiesa che ogni giorno investigava, andava in profondità delle scritture per vedere se quello che Paolo diceva era una cosa e vera. Benedetta quella chiesa che fa così, benedetta quella chiesa che investiga le scritture per vedere se veramente c'è scritto così nella parola di Dio. Dopo Atene Paolo è andato a Corinto e a Corinto voi sapete che la situazione era molto complicata perché era una chiesa difficile, ma attenzione, dopo Atene l'Apostolo Paolo, che predicava ogni giorno in Berea, dopo Atene va a Corinto e decide di fare una cosa, di predicare una volta alla settimana. Perché? Perché ad Atene ha avuto una delusione pazzesca. Cioè se c'è un'arma che il nemico usa fortemente nella vita di un cristiano è lo scoraggiamento. È lo scoraggiamento perché tu predichi, tu operi nella vigna del Signore, tu ti sforzi di fare quello che Dio vuole, tu fai di tutto, preghi, pieghi le ginocchia e sembra che niente si muova nel mondo spirituale, oppure tu raccogli poche cose rispetto a quello che hai seminato. Ed è quello che è successo all'Apostolo Paolo. E ti posso dire un segreto della vita cristiana: neanche gli apostoli, che erano quelli che hanno visto Gesù a faccia ogni giorno, che hanno camminato con lui per più di 3 anni, erano immuni dallo scoraggiamento. Quindi sei in buona compagnia. Se sei scoraggiato, gli apostoli capiscono quello che tu stai provando, ok? E allora Paolo arriva ad Atene e lui vede 2 cose. Un popolo estremamente religioso. La prima cosa che dice è che la città era piena di idoli. L'altra cosa che lui trova era una filosofia di una raffinatezza umana estrema. Ossia, quando tu cominci a sentire che lì ci sono degli stoici, degli epicurei, sono persone che pensavano, sono persone che ragionavano sul senso della vita, e tu sai che una persona che sviluppa un pensiero raffinato difficilmente entra in una logica di fede. Perché? Perché il mondo dice che noi cristiani abbiamo una logica che non è possibile a ragionare con sentimenti e ragionamenti umani. E la prima cosa che loro fanno è: chi è quest'uomo che fa il ciarlatano nella nostra città? Sapete cosa vuol dire la parola ciarlatano nella lingua greca? Colui che raccoglie le spazzature. Ok? Ossia, una persona che raccoglie le spazzature del pensiero, le offre agli altri con la pretesa che vengano credute come una cosa raffinata. Allora portiamolo nell'Areopago, portiamolo là dove noi ragioniamo, in modo che possiamo sentire le ultime novità di quello che ci propone quest'uomo. E quest'uomo accetta la sfida. Allora sta attento alla cosa. C'erano persone che pensavano, c'erano tanti idoli, lo consideravano ciarlatano, lo consideravano una persona che spacciava pensieri di poco conto, ma lui ha detto: io accetto la sfida, io accetto di parlare di quello che io credo, nonostante so che c'è un pregiudizio grandissimo nei miei confronti. Sai qual è il grande problema di un cristiano oggi? Il grande problema di un cristiano è che io non parlo se so che di fronte a me ho delle persone che hanno un pregiudizio nei miei confronti e nei confronti di Dio. Il primo segreto che ti voglio dire è questo: quando una persona ha pregiudizio, non ha pregiudizio con te, ha pregiudizio verso la verità del Signore, ha pregiudizio contro Dio, e quando lui perseguita te, perseguita il Signore, quando lui ti fa male al Signore. Ti ricordi quando l'Apostolo Paolo, in Atti capitolo 9, lui va verso l'Apostolo Paolo e gli dice: Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Ti ricordi? Ossia, Cristo si identifica profondamente con le sofferenze della Chiesa. E il primo motivo per cui noi dobbiamo accettare la sfida di predicare la parola di Dio è che è con Dio che è il problema di questa gente, è con Dio il problema dei non credenti, è con Dio il problema degli atei, è con Dio il problema di chi è religioso, è con Lui e non è con noi. Noi portiamo un messaggio che è un privilegio portare
nel mondo. Tu vuoi essere un privilegiato vicino a Cristo? Devi portare il messaggio di Cristo. Pastore, ma lo devo portare a chi? Lo devi portare a tutti e specialmente a quelli che non ancora hanno capito il messaggio di salvezza. In mezzo alle persone più complicate, in mezzo alle persone più difficili, in mezzo alle persone che ti affrontano, in mezzo ai nemici della croce, è lì che noi dobbiamo essere, è lì che noi dobbiamo andare a portare il seme della parola di Dio che porterà frutto. Facile essere credenti nella Chiesa, vero? La cosa più tranquilla da fare è: io sono credente quando alzo le mani, quando canto, quando ascolto la predica da seduto, quando manovro il mixer là dietro. Non è con Riccardo, ok? È con tutti. Ma quando noi siamo là fuori, come Paolo ha accettato la sfida, noi dobbiamo accettare la sfida di portare il Vangelo dove ancora non è stato predicato, dove ancora non viene creduto e dove c'è il nemico più terribile della dottrina cristiana, che è l'idolatria e la filosofia umana. Allora Paolo accetta la sfida e lui fa la predica. Ascoltatemi bene, perché adesso è interessante che entriamo proprio nel vivo del messaggio. Quando noi siamo di fronte a un ostacolo grande, ti spiego questo segreto che non devi pagare per avere, ok? Quando tu sei nella sofferenza, quando tu sei nella difficoltà, quando tu sei nel problema più serio della tua vita, che cosa tu fai? La prima cosa che succede è la tua vita di preghiera si trasforma, è vero o no? Quando tu sei in crisi profonda, la tua preghiera esce fuori che sembra che tu scaturisca da una profondità enorme. E Paolo diceva: ok, sono in crisi, sono in una situazione difficilissima, ma io predicherò la parola del Signore. E la cosa interessante è che io credo, ascoltatemi bene quello che dico, io credo che in questo caso l'Apostolo Paolo abbia predicato il più bel sermone della storia che è registrato in questo libro meraviglioso che è la parola di Dio. E lui rivela al popolo ateniese, la prima cosa che lui rivela è che c'è un Dio come creatore. Tu hai mai pensato a Dio come un Dio creatore? Allora dice così: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo. Allora tu prova a pensare, per un ateniese, ricevere un uomo che dice: guarda, tutti quegli idoli che voi adorate non contano assolutamente nulla. Tu prova a dire una cosa così in Italia. Quegli idoli lì sono robe da mettere nel camino per riscaldarsi. È una follia, gente. Allora gli ateniesi, sta attento, tu sai com'era più o meno il pan? Chi è che ha visto qua Percy Jackson, il film Percy Jackson? Solo i giovani, ok, come me. Allora gli dei dell'Olimpo, che cos'erano? Erano la proiezione delle attività umane. C'era un Dio per le feste del vino, c'era un Dio per la caccia, c'era un Dio per la pesca, c'era un Dio per la famiglia, c'era un Dio per ogni cosa. E Paolo va lì e gli dice: tutti gli dei che voi adorate sono nulla, perché c'è un Dio creatore. Sai qual è il grande problema di un uomo oggi come allora, come quelli di Atene? Oggi, se tu gli dici che c'è un Dio creatore, gli stai dicendo due cose. Primo, la tua vita non appartiene a te. Seconda cosa, tu fai parte di un piano molto grande dove l'ego non è previsto. Sei tu al servizio di Dio e un giorno tu dovrai restituirgli la tua vita perché Lui è il creatore. Pastore, cosa ha a che fare questo con noi? Te lo dico subito. Perché il grande problema, fratelli, non è tanto quello che pensano le persone del mondo, ma quello che pensa la Chiesa nel suo seno, quello che pensa ciascuno di noi oggi. A volte, sai qual è il grande problema? Che noi ci dimentichiamo che noi non apparteniamo a noi stessi. Noi ci dimentichiamo che un giorno dovremmo restituire la nostra vita al Signore e dirgli: Signore, questo è quello che io ho fatto e te lo presento a te. Ossia, un giorno Dio ci dovrà dare il voto sulla pagella. Pastore, ma vuoi dirmi che io non sono salvato? Non sto dicendo questo. Salvezza è una cosa,
ricompensa eterna è un'altra cosa. Sono due cose completamente separate. Ma il mio grande problema è che a volte noi ci comportiamo come se Dio non esistesse. E questo nella vita di un cristiano. Quando io non sono sottomesso all'opera di Dio nella mia famiglia, io mi comporto come se Dio non esistesse, Dio non fosse il mio creatore. Quando io litigo con qualcuno e alzo la voce con qualcuno e litigo perché quella persona deve capire la mia posizione, io non sto portando gloria al Signore. Io penso che Dio non sia il mio creatore perché ancora non mi rendo conto che Lui è il Signore della mia vita. Il grande problema di questa gente è che non poteva pensare che esistesse un Dio che diceva la mia vita, la tua vita appartiene a me. Ci sono 3 fasi nella vita di un credente. La prima è la fase dell'inglobamento. Allora sta attento a cosa ti dico perché è importantissimo. È la fase in cui tu dici Dio viene a far parte della mia vita, ma è Lui che viene a far parte della mia vita. E questa è la fase della infanzia spirituale. Ossia tu cerchi di inserire Dio nell'attività della tua vita e tu difficilmente cominci a cambiare delle cose nella tua vita. Sì, c'è felicità, c'è gioia di andare in chiesa, di stare con i fratelli, ma cambiare la radice di quello che tu sei è tutta un'altra storia. Poi c'è la fase dell'adolescenza spirituale, in cui tu sei in conflitto con Dio. Ti è mai capitato? Allora ascoltami bene. Ti è mai capitato di pregare e Dio ti risponde un'altra cosa? Di volere una cosa e il Signore ti dà un'altra. E tu dici, Signore, ma cosa sta succedendo? È un conflitto perché tu sei ancora carne e non hai la minima idea di cosa Dio voglia dalla tua vita. E il Signore dice, io invece voglio un'altra cosa per te. Ti ricordi che cosa voleva fare Giacobbe? Ah, Signore, io vado da questa, mi prendo la mia primogenitura e questo gli è costato 20 anni senza ascoltare la parola di Dio, senza ascoltare la voce di Dio. Pastore, non sento più la voce di Dio. In che direzione stai andando? Questa è la fase adolescenza dello spirito. A volte noi ci fermiamo nella fase infanzia, a volte noi ci fermiamo nella fase dell'adolescenza, ma Cristo ci ha formati e ci ha salvati e ci ha dato il suo spirito perché noi passiamo nella parte, quella della maturità cristiana. Allora noi, se in quel momento lì è il più importante perché noi cerchiamo di trasformare la nostra vita a immagine e somiglianza di Cristo. E l'Apostolo Paolo aveva capito come funzionava. Per me il vivere è Cristo e morire è? Andiamo tutti a morire, sì! Così semplice, no? Pensare in modo diverso come Dio pensa. Pastore, dammi tanti nemici in modo che io possa amarli come Cristo ha amato. Tu vuoi amici o nemici? Sì, Cristo dice, adesso io ti do un nemico esattamente dove tu sei. Ti ho raccontato quella storia, forse te l'ho già raccontata, ma te la racconto ancora perché è meravigliosa. Un giorno, quando ero ancora dipendente della mia azienda, c'era sai presente quelle persone che appena tu le vedi ti viene l'orticaria come si dice, con le bolle, no? C'è quelle persone che a pelle tu dici, per favore Signore, tienile lontane da me. Allora ascoltami, io gioivo del fatto che il mio capo ufficio, che cosa ha fatto un giorno? Ha preso i nostri 2 uffici, il mio e di quello lì che mi faceva venire l'orticaria, li ha messi alla parte opposta uno all'altro dell'edificio. Ho detto, Signore, che bello essere in ufficio da solo! Ma poi è venuto un altro capo che ha ristrutturato tutto l'ufficio. Allora sta attento. Tu sai dove Dio ha messo quella persona che mi faceva venire l'orticaria? Il mio computer era qua, il suo computer era qua e noi tutto il giorno ci guardavamo negli occhi. E sai che cosa Dio mi ha detto? Ma tu non mi avevi chiesto che tu volevi amare di più come io amo? Quindi ti do l'occasione di farlo. E l'Apostolo Paolo ha detto, questi qua non capiscono niente di fede, ma se Cristo li ama, li voglio amare anch'io. È questo avere un Dio creatore, è questo avere un Dio che cambia il tuo modo di pensare. Allora, la fine della storia sai qual è? Dopo 4 anni di convivenza in ufficio, che non sono stati semplici,
sai chi era diventato il mio migliore amico? Sai con chi io parlavo? Interessante che lui ci aveva dato 2 figli della stessa età, con gli stessi problemi, con le stesse difficoltà, con le stesse ostacoli. E io e lui abbiamo cominciato a parlare ed è stata un'amicizia. Ho detto, Signore, cosa tu riesci a fare con le spazzature? Cosa tu riesci a fare con le cose che non hanno nessun senso? E Dio vuole fare questo con noi, ma noi dobbiamo riconoscere che Lui è il nostro creatore. Sei pronto per una predica un pochino più lunga? Ok, Cristo si è rivelato a questo popolo come il creatore, ma Paolo ha rivelato Dio anche come il sostenitore. Dice così, Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Vita e respiro Dio lo dà ai credenti. È così? Chiesa di Dio, buongiorno. È così che dice la parola di Dio? La parola di Dio dice che Lui dà vita e respiro a tutti, no? Non so se ti è mai capitato di incontrare una persona che dice io non credo in Dio. Solo io l'ho incontrata. Io non credo in Dio. Ok. La mia risposta in genere era ok, se tu credi o non credi, Dio non smette di esistere. Questa è la prima risposta. Okay? Quindi Dio continuerà a esistere anche se tu non credi. Ma è interessante questa espressione che la parola di Dio dice che dà a tutti vita e... È la prossima slide, ecco perché non mi trovavo. Ok, dà vita e respiro. Passiamo alla prossima slide ancora. Allora sta attento. Guarda cosa ho trovato nella scienza, no? Perché a volte dicono le persone che la scienza dice il contrario di quello che dice la fede, ma la parola di Dio dice che in noi è stampato l'immagine del Signore. Tu sai come è fatto il nostro DNA? Sono 2 eliche unite da acidi, non chiedetemi i nomi perché sono una roba assurda, ok? Acidi messi insieme che legano queste eliche della vita ed è interessante che la sequenza di acidi che lega queste 2 eliche che sono la nostra struttura, il colore dei tuoi occhi, quanto tu sei alto, quanto tu sei bello, quanto tu sei brutto, quanti capelli hai in testa, è tutto lì dentro scritto nel DNA. Ma attenzione, queste 2 eliche della vita sono legate con gli stessi numeri di valore del nome Yahweh. Ossia Dio ha fatto una stampa nel nostro DNA dicendoci io ti ho fatto a mia immagine e somiglianza, è scritto tutto nel tuo sangue, è scritto nel tuo DNA, basta andare a vedere. C'è chi crede che la scienza contraddice la fede, è esattamente il contrario. La scienza sta confermando giorno dopo giorno, sempre più di più, che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Allora la seconda cosa, questa è vita, ma lui dice anche il respiro. Allora, sta attento. Cos'è che un bambino fa appena nasce? La prima cosa che fa, è vero o no? Aspira l'aria perché è stato nutrito dal sangue della mamma ossigenato fino a poco fa. Quando lui esce, fa... Cosa fa un uomo quando muore? La scienza dice che lui fa l'ultimo respiro, ossia espira. Ok? Pastore, dove vuoi arrivare a questa roba qua? Sta attento. Tu sai che il nome Yahweh è fatto da 2 parti, da 2 particelle. Il primo è una aspirazione. Yeah. La seconda è una espirazione. Ve. Tu hai mai incontrato un ateo che non respira? Hai mai incontrato un ateo che non respira? Perché se non respira è morto, giusto? Tu sai che espirando e aspirando lui continua per tutta la vita a pronunciare il nome Yahweh. E lui si sottometterà alla vita perché il suo nome è pronunciato anche quando lui morirà, dirà Ve. Yahweh, Yahweh, un ateo per tutta la vita dichiarerà il nome di Cristo respirando e se non respirerà più sarà morto. Pastore, ma come un
un ateo accetterà un discorso del genere? Esattamente perché lo Spirito Santo gli parlerà. Tu sei pronto a testimoniare in un areopago moderno dove centinaia di occhi ti guarderanno e ti diranno quello lì è matto. Ma sai che cosa io gli dirò? Col tuo respiro ogni giorno e ogni istante tu pronunci il nome di Yahweh, pronunci il nome di Cristo e tu glorificherai Cristo fino alla fine dei tuoi giorni. E quando smetterai di glorificare Cristo con il tuo respiro, tu sarai morto. Hai capito? Amen, Chiesa. Dio non accetta di essere diverso da quello che è, ossia il Signore. E Paolo predicava che Cristo era il Signore, Lui che dà la vita e il respiro a ogni cosa. Che meravigliosa cosa che è la parola di Dio, gente. Ma non solo. Paolo diceva che Dio era il sovrano. Andiamo avanti di 2 slide. No, come sovrano. Questa è l'ultima. Eccolo qua. Avendo determinato le epoche loro assegnate, i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Allora, Dio che cosa fa? Determina epoche, confini, nazioni, situazioni di ogni essere umano di questa terra. Allora sta attento, ti faccio una domanda scomoda. Dio determina momenti critici nella nostra vita, sì o no? Secondo quello che tu stai leggendo, sì o no? Dio determina momenti di abbondanza, sì o no? Poi tornano momenti di crisi, sì o no? E poi tornano momenti di bel tempo, sì o no? E poi infine un'altra sofferenza ancora, perché la vita è un insieme di problemi, difficoltà, gioie e poi di nuovo problemi, è tutto così. E la nostra mente, ma a te non capita, vero, come capita a me, che tu dici, Signore, perché? Tu ti sei mai chiesto il perché? Ed è la domanda più sbagliata da farsi, no? Perché, Signore? Un'altra domanda che tu ti fai quando arrivano i problemi è: come posso uscire da questa difficoltà, Signore? Terza domanda difficile e sbagliata: quando finirà questa cosa? Vero o no? E il Signore dice: io ho determinato questo problema perché tu possa avvicinarti a me e tu possa cercarmi. Paolo Apostolo stava parlando a una nazione che una volta era una grande nazione, che poi si è spaccata in 4 e alla fine Atene è diventata una città piena di pensatori. Gente, oggi che cos'è la Grecia? È una nazione fallita, è vero o no? Dove il pensiero umano è la culla della civiltà ed è fallita. E sai perché? Perché loro non hanno cercato il Signore. Pastore, cosa conta questo con noi? Sai che quando arrivano i problemi nella nostra vita che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare il Signore, la faccia di Dio. Ed è questo che il Signore vuole. Figlio, sono qua, allunga la mano. Ti faccio una domanda. Tu senti Dio come qualcosa di fisico? Sai come l'Apostolo Giovanni inizia la sua prima lettera di Giovanni? Dice: quello che abbiamo visto, quello che abbiamo toccato e la parola del Signore che abbiamo contemplato, la parola vivente. Allora ti faccio una domanda scomoda. Cristo è una cosa reale nella tua vita? Che tu tocchi, che tu sperimenti ogni giorno? Che tu dici, il Signore sta andando di qua, io vado dietro a Lui. Il Signore mi sta proponendo questo, io vado dietro a Lui. Perché a volte noi abbiamo tutto qua nella testa, impariamo perfino brani biblici a memoria, perché noi siamo dei teologi, degli studiosi della parola di Dio. E quando arriva il problema, il Signore dice, mi stai cercando? Sei vicino a me? O stai prendendo un'altra strada? E il Signore stava dicendo attraverso Paolo, gente,
cercate il Signore nei momenti difficili della vita. Lui ha stabilito epoche cattive e epoche buone affinché noi possiamo cercarlo. Non chiediti perché, non chiederti quando, non chiederti come, ma chiediti dove sei, perché la domanda più saggia da farsi è: dove tu sei, Signore, in questo momento? Dove Dio è nella tua sofferenza? Giobbe, quando ha conosciuto Dio, il Signore si è rivelato dal seno della tempesta. Lui era lì, in mezzo alla sofferenza. Paolo parla di Dio come un giudice. Possiamo passare a slide, per favore? Un giorno tornerà il Signore Gesù Cristo e sarà il nostro giudice. Allora, sta attento. Un'altra cosa che noi facciamo molta fatica a accettare è che presto questo mondo finisce per come è stato fino ad oggi. Allora, sta attento, stanno succedendo delle cose nel mondo oggi che non sono mai successe nella storia dell'umanità, ok? Tu sai che in ogni chiave della macchina, io mi ricordo ancora 2 o 3 anni fa, ho perso la chiave della macchina, sono dovuto andare a rifare le chiavi della macchina e la persona che mi stava rifacendo le chiavi della macchina dice: ma io ho bisogno del microchip che c'è dentro. Io mai avevo pensato che c'è un microchip dentro nelle chiavi della macchina, ma c'è? Ma c'è un microchip in tutti i prodotti dove tu vai a comprare al supermercato e tu passi per dei microchip e tu sai perché oggi i cellulari tu non puoi più togliergli la batteria. Tu hai visto, no? Hai notato che una volta tu riuscivi a togliere la batteria dal cellulare, oggi non si può più togliere la batteria dal cellulare. Sai perché? Perché c'è una struttura mondiale che vuole interagire con i tuoi dati e capire chi tu sei e poi un algoritmo elabora tutti i tuoi micro bisogni, le tue micro necessità, i tuoi micro desideri e non elabora qualcosa per mettersi al servizio tuo, ma dice che cosa tu servi al sistema. E questo è l'inizio di un sistema globale di controllo dell'uomo, che è l'ultima cosa che il mondo non ha ancora tracciato. Perché tu sai che il nemico vuole tracciare l'essere umano. In Apocalisse c'è scritto che un giorno lui metterà a tutti gli uomini qua sulla terra il marchio della bestia per controllare ciascuno di noi. E presto, ragazzi, prestissimo, torna il Signore. E io dico gloria a Dio perché torna presto, perché io me ne vado a casa. Ma chi rimarrà qua sulla terra vivrà un'epoca terribile di sofferenza, dove le persone non potranno né vendere né comprare nulla se non hanno il marchio della bestia. Ma sarà lì che il nostro Signore tornerà come un giudice, seduto sul suo trono bianco, e noi ci presenteremo davanti a quegli occhi di fuoco e lui dirà a quelli che hanno creduto in lui: vieni figlio mio, entra nella gioia del tuo Signore. E dirà a quelli che non hanno creduto in lui: andatevene via da me nel fuoco eterno, perché voi non avete mai creduto in me. E questo che succederà fra poco. Allora la domanda che ti faccio è sempre scomoda: tu sei pronto a incontrare faccia a faccia il Signore? Tu sei pronto a guardare Cristo negli occhi e dire: Signore, questa è la mia vita, la consegno a te, quello che io ho fatto in vita è quello che determinerà la mia eternità, non per opere, ma perché ho creduto in te. Sei pronto a guardare faccia a faccia Cristo? Perché questo mondo finisce, questo mondo non durerà molto e fra poco il nostro Signore, quel umile falegname che io conosco nella parola di Dio, che ha predicato in Galilea, che è la persona più improbabile di tutti, tornerà, ma non sarà più lo stesso. Sarà un giudice inflessibile che dirà: tu sì, tu no, tu hai creduto, tu non hai creduto. Con me nell'eternità, lontano da me per ogni epoca, sempre nel fuoco eterno. E questo che stava dicendo l'Apostolo Paolo a questa
generazione. E ultimo, Paolo ha rivelato Dio agli uomini di Atene come onnipotente. Ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, anche se ne beffavano, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Ossia, Paolo ha predicato questo meraviglioso sermone agli ateniesi e quando lui ha finito ha detto: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Non abbiamo tanta voglia di sentire una sciocchezza di questo genere. Risurrezione, ma qua risurrezione. Non so se ti è mai capitato. La cosa incredibile è che quando tu parli a dei non credenti dell'amore di Dio, sembra che i versetti ti vengano in mente a raffica, no? E tu dici: wow, lo Spirito Santo mi sta usando, che bello, il Signore mi sta usando per la sua gloria, esce tutto così in modo naturale. Tu arrivi alla fine, adesso tutti si convertono. E lì, quando hanno sentito la fine del sermone di Paolo, ha detto: sì, ok, ciao, vai a fare un giro in piazza. Su questo ti ascolteremo un'altra volta. Ti sei mai scoraggiato nel tuo posto di lavoro, nella tua classe, con gli amici, con i parenti che non credono in Lui? Dio ti ha usato e poi a un certo punto ti ha detto: ok, quello sguardo, no? Che dice: poverino, questo ottuso cristiano che crede ancora nelle favole. Ma sai una cosa? Paolo non ha fatto tanti proseliti, pochissimi. Lo hanno considerato un buffone. Anche a te ti considereranno un buffone. Anche a te ti diranno che sei uno che crede nelle favole. Ma lui ha guadagnato una persona che era una persona importantissima dell'Areopago. E dice la parola di Dio che questo uomo era uno dei 12 giudici ateniesi, che erano le persone più importanti della società ateniese di quell'epoca. Allora ti faccio l'ultima domanda scomoda. Vale la pena lottare per una persona sola? Perché io ti dico una cosa, che quell'uomo che Paolo ha guadagnato ha fatto la differenza là dov'era. Cristo ha lasciato una sponda sicura dove stava evangelizzando migliaia di persone, è andato dall'altra parte del mare di Galilea e ha evangelizzato una persona che era indemoniata, che era l'indemoniato di Gerasa, e quando si è convertita questa persona ha detto: Signore, lascia che io ti segua. E lui gli ha detto: no. Va nelle tue città, va nella tua famiglia, va là dove io ti userò per la mia gloria. E lui è andato là e dice la parola di Dio che lui ha proclamato la parola di Dio per migliaia e migliaia di persone, per la gloria del Signore. A volte basta, fratelli, lottare per una persona sola, ma il Signore userà quella persona per cambiare la sua generazione. Sai perché noi lottiamo per i nostri giovani? Perché loro cambino la loro generazione. Sai perché combattiamo per i nostri adolescenti? Perché loro cambino la loro generazione. Sai perché lottiamo per i nostri anziani? Perché loro cambino la loro generazione. Pastore, non ho più energie. Sai a quanti anni è stato chiamato Mosè al ministero? A 80. Ho ancora speranza. Hai ancora speranza. Si può cambiare fino alla fine, perché coloro che sono nei cortili del Signore portano frutto fino alla loro vecchiaia. Patrizia, ci sei dentro anche tu, ok? Tutti noi che abbiamo un cuore disponibile, il Signore ci userà e ci farà fare dei sermoni meravigliosi per la sua gloria. Pastore, ma io predico da tempo e nessuno si converte. Combatti, non scoraggiarti, perché prima o poi avrai il tuo Demetrio anche tu. Prima o poi il Signore ti darà un'anima e quell'anima prenderà il Signore, la trasformerà e cambierà per la gloria del Signore e per cambiare la sua generazione. A volte io immagino il cristianesimo come il gioco del bowling. Quando comincia a cadere il primo birillo, ma bisogna buttare giù un birillo.
È vero o no? Hai un birillo da buttare giù. Allora ascoltami, nel nostro campeggio, vi ricordate quei 4 barellieri che hanno preso quel malato, no? Che non riusciva a muoversi, era completamente paralizzato. E 4 uomini hanno deciso che quella persona doveva incontrare il Signore a tutti i costi. E loro arrivano ai piedi di Cristo. Ma sai in che modo? Prima incontrano la folla e dice di qua non possiamo passare, poi hanno provato dall'altra, di qua non possiamo passare. Allora facciamo una cosa, andiamo sul tetto, scoperchiamo il tetto, mettiamo questa persona ai piedi di Cristo. E la parola di Dio dice, e vista la loro fede, il Signore disse, i tuoi peccati, figlio, ti sono perdonati, ma dice la loro fede, la fede dei barellieri dello Spirito. Sai che cosa abbiamo fatto nel campeggio quando abbiamo predicato questa bellissima meditazione? Abbiamo fatto una barella, no? Artigianale, chiaramente con un telo, 2 pali, e sopra quella barella noi abbiamo scritto dei nomi e ci siamo ripromessi una cosa, di pregare per quelle persone, di portarle ai piedi di Cristo fino a che loro non saranno convertite. Ma non è solo pregare, è di fare qualcosa di creativo. È vero ragazzi, sì o no? Mi date l'ok? Di fare sempre qualcosa di creativo per prendere queste persone, portarle ai piedi di Cristo, qualsiasi cosa succeda, qualsiasi no riceveremo, noi ti portiamo ai piedi di Cristo, non importa quello che tu pensi, io ti vengo a prendere a casa, ti stordisco, ti porto in chiesa, faccio qualcosa, ma tu devi venire ai piedi del Signore. È così che noi faremo. E io sono sicuro che il nostro Demetrio si convertirà. Quel nome sarà scritto sul libro della vita dell'agnello e noi diremo, Signore, gloria a te attraverso questo nome, perché tu farai grandi opere. Allora, carissimi, Paolo ha ricevuto dei no. Paolo ha ricevuto tante delusioni in Atene, ma ha raccolto un'anima che era importante per cambiare la sua generazione. Non mollare. Non permettere che lo scoraggiamento entri nel tuo cuore, perché là dove tu sei è dove Dio ti ha piantato, e dove Dio ti ha piantato tu farai portare frutto per la sua gloria. Hai capito? A volte diciamo, Signore, mi sembra tutto inutile. Non far entrare nella tua testa questo pensiero che non viene dal Signore, ma viene dall'inferno. Viene dall'inferno, viene dal diavolo che cerca di scoraggiare la tua iniziativa e la tua voglia di lottare per le anime. Se c'è un'anima dentro di te che tu stai dicendo, Signore, è questa che io voglio portare ai tuoi piedi, comincia a pregare per lei, ma non soltanto, fa qualcosa di creativo. Valla a prendere con la mazza da baseball. In qualche modo portala alla presenza di Dio, perché il Signore benedirà il tuo sforzo e ti farà portare frutto. La cosa più bella che un cristiano può vedere è la trasformazione di un'anima. Veramente, fratelli, quando noi vediamo un'anima trasformata attraverso il nostro lavoro, noi proviamo una gioia immensa. E sai perché? Perché è come vedere un figlio che nasce. Io mi ricordo quando ho visto il mio primo figlio nascere. Io l'ho guardato, non sapeva fare altro che vomitini, pannolini, tutto finisce in ini, no? Sonnellini, dormivo un giorno sì, un giorno no, un altro sì, un altro no, ma tu lo guardi e dici, è perfetto. È perfetto. Perché? Perché è stato generato da te. Ti va di essere papà spirituale, mamma spirituale? Che meraviglia, gente. Tu vuoi fare una notte senza sonno pensando alla gioia di una persona che è venuta a Cristo? Devi fare come l'Apostolo Paolo ha fatto, accettare la sfida e non mollare. Abbi coraggio di predicare la parola di Dio a tempo, fuori di tempo, perché il Signore ti vuole usare per la sua gloria.
Amen? Possiamo pregare insieme? E mentre noi preghiamo, io sono sicuro che il Signore può rinnovare le tue forze, rinnovare il tuo coraggio. A volte noi, nella nostra fragilità, noi lasciamo la presa e troviamo tante scuse per mollare. Ma il Signore è qua per dirci, figlio, se io ho tenuto duro, puoi farlo anche tu. Perché nessuna tentazione, nessuna prova sarà più grande di quella che tu possa sopportare. Io do a tua misura la forza per andare avanti. Forse tu devi tornare a una situazione che non ti piace, che ti fa soffrire. Pensa forse alla tua famiglia, pensa forse al tuo lavoro, alla tua scuola, persone totalmente distanti da Dio. E tu sei là in mezzo, come luce in mezzo alle tenebre. E sai cosa ti sta dicendo il Signore stamattina? Risplendi, rispendi là dove io ti ho messo. Perché un candeliere non si mette in una casa per metterlo sotto il letto, si mette per risplendere. E il sale non si mette nel cibo per farlo diventare insipito, ma per dargli sapore. Tu credi di essere una persona che dà sapore alle persone vicino a te? Ah, pastore, ho sentito tante critiche. E soprattutto ho fatto tante critiche. È proprio questo il momento che tu puoi dire, Signore, perdonami. Non voglio più permettere che lo scoraggiamento entri dentro di me. Nostro Dio, ti ringrazio perché noi siamo nelle tue mani. Ma quando tu ci chiami, Signore, a combattere, noi non possiamo posare le armi. Dobbiamo continuare a combattere, a essere coraggiosi, ad andare avanti, a soffrire per la causa del Vangelo, perché la sofferenza ci fa diventare migliori. E grazie, Padre, perché c'è una generazione in questa Chiesa che vuole e ama servirti. Benedici i bambini, benedici gli adolescenti, preadolescenti, giovani, adulti, anziani. Ogni categoria, Signore, sia usata da te per la tua gloria, proclamando la santa parola di Dio e andando avanti nonostante le difficoltà. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Ok, carissimi, io invito i nostri giovani stamattina che devono distribuire gli elementi della cena del Signore, le gentili donzelle qua a sinistra e i maschietti qua a destra. Ok? Ed invito tutti quelli che vogliono condividere gli elementi della cena del Signore di alzarsi in piedi e di venire a prendere gli elementi per la cena del Signore. Pastore, ma io non sono degno di prendere la cena del Signore, ho qualche problema con un fratello, con una sorella, ho un peccato che non riesco a liberarmi. È proprio questo il momento in cui tu puoi dire, ok Signore, lo metto davanti a te, trasforma la mia vita. E se c'è qualche difficoltà con un fratello, vai a chiedere perdono in questo momento, ok? È proprio il momento giusto per dire, Signore, io voglio essere in comunione con te, ok? Invito una fila e mezzo da questa parte, una fila e mezzo da quest'altra parte, di avvicinarsi e i fratelli e le sorelle vi daranno gli elementi, ok? Per favore. Sì.
santo sei, Signore. Alto trono, un canto nuovo, innalziamo a te. Santo, 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 è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a Re dei Re. Tutto tu sei per me, ed io ti adoro. La tua voce è come un tuono, splendi maestà. Benedizione, onore, forza e potenza a te. Tu sei santo solo Re. Santo, 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 è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a Re dei Re. Tutto tu sei per me, ed io ti adoro. C'è qualcuno per cortesia che può avvisare di là dai bambini se i monitori vogliono venire a prendere la cena del Signore qua, per favore? Ok, ma ok. Ok, mentre aspettiamo i monitori, pensiamo un attimo a come Cristo ha deciso di passare i suoi ultimi momenti di vita. Lui sapeva che doveva andare in croce, no? Soffrire, rimanere da solo. E io non so te se hai pensato qualche volta cosa farei pochi istanti prima di morire se lo sapessi, poche ore prima di morire se lo sapessi. Gesù ci ha detto una cosa interessante, ha detto: io voglio stare insieme ai miei fratelli, condividendo la cena del Signore, condividendo la comunione che Lui ci ha proposto. Sai una cosa? Non c'è posto migliore della Chiesa per vivere insieme, perché la Chiesa di Dio si chiama la famiglia di Dio. È la famiglia, ascoltami bene quello che ti dico, la famiglia è un posto dove c'è nudità, ok? Perché le persone ti vedono per quello che tu sei,
e c'è intimità, perché c'è dialogo. Pastore, ma la famiglia non è solo questo. Già, è vero. Perché la famiglia è dove ci sono anche i litigi. Condividi con questo? Alzino le mani le coppie sposate qua stamattina. Ok. Ma io non sto dicendo queste cose per te, è vero? Perché tu non litighi mai in famiglia, giusto? La famiglia è un posto dove si litiga, sì, ma è un posto dove noi si decide di rimanere in famiglia anche se si litiga e superare insieme i problemi. Sai qual è la soluzione che le coppie moderne adottano? Divorzio. Litigo, perciò me ne vado a cercare un altro o un'altra. Nel vocabolario di Dio, ascoltami bene, l'ultima cosa, nel vocabolario di Dio la parola divorzio non esiste. Non esiste. C'è una camminata insieme che noi dobbiamo fare. C'è una lotta insieme che noi dobbiamo fare. C'è una sofferenza insieme che noi dobbiamo passare. Sai qual è il numero perfetto? Io sono sicuro che alcuni diranno, pastore, teologicamente il numero 3, teologicamente il numero 7, il numero perfetto è 2. 2. Io e mia moglie, e io e Dio, facciamo la maggioranza. Amen, Chiesa. Cristo ha lottato per questo. Cristo ha dato il suo sangue e il suo corpo per questo. E attraverso questi simboli noi ricordiamo che Cristo ha lottato e vinto, perché noi possiamo essere un corpo solo in Cristo Gesù. Che siano uno, come io e te siamo uno, affinché il mondo creda che io li ho amati. Una famiglia unita, una chiesa unita, testimonia Cristo con la fede visuale. Gli altri vedranno che noi siamo suoi figli. Ricordando questo, prendiamo insieme questo che rappresenta il corpo di Cristo. Nostro Dio, ti ringraziamo perché hai offerto te stesso perché noi potessimo essere uno. In questo momento, Signore, io ti chiedo che se c'è qualche sofferenza che riguarda l'unità del corpo di Cristo, io ti prego di abbattere nel nome di Cristo Gesù e per il sangue e per il corpo di Cristo che è stato offerto sulla croce. Siamo uno in Cristo Gesù, sì. E qua non entrerà il nemico. E qua il nemico non vincerà, perché questo è terreno santo e tu sei il nostro Dio. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allo stesso modo che Cristo ha condiviso il pane, lui ha condiviso il calice che rappresentava il suo sangue. Una goccia del sangue di Cristo vale più di un attacco demoniaco delle orde più scatenate dell'inferno, perché attraverso il sangue di Cristo noi siamo stati lavati da ogni nostro peccato passato, presente e futuro. Tu credi questo? Amen? Tu sai di essere santo? Pastore, sono un peccatore. Sei un peccatore santo, ok? Santo perché Dio ti ha santificato, santo perché sei puro attraverso il sangue di Cristo, sei una nuova creatura creata in Cristo Gesù, sei perfetto per sempre, dice la lettera agli ebrei. Tu credi in questo? Ah, pastore, ma tu devi vedermi alla mattina quando mi specchio, quando ho fatto una notte un po'... Ma sei perfetto in Cristo. In Cristo tu sei una nuova creatura. Ricordando che Cristo ha versato il suo sangue per te, prendiamo insieme. Nostro Dio, ti ringrazio e ti benedico perché il tuo sacrificio è valso la pena perché noi potessimo essere nuove creature.
Benedici, Signore, il tuo popolo e crea in noi un cuore puro attraverso il suo sangue, il tuo sangue, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Lascio la parola con i nostri bambini e dopo faremo il momento delle decime delle offerte, ok? Buongiorno. Oggi i bambini hanno ascoltato una storia bellissima di un bambino che ha fatto dei bigliettini per fare missioni e loro hanno preparato dei bigliettini per voi. Adesso loro vanno a distribuire questi bigliettini. Andate, bambini. Aspetta qua. Tornate qua, bambini. Tornate qua che abbiamo preparato anche una canzone. Vai, girate di là. Girate, 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 girate. Però io invito la Chiesa di stare in piedi e anche il gruppo di lode, perché è una canzone che conosciamo tutti quanti. È molto piccolina, è facile da imparare, mentre il video c'è là, la Chiesa può accompagnare i bambini a cantare, amen? Noi abbiamo imparato che il Signore, nostro Dio, è il nostro Re dei. E allora cantiamo insieme. 1, 2, 3. Le mani. Signor dei Signori, gloria, alleluia. Re dei Re, Signor dei Signori, gloria, alleluia. Cristo, Principe di pace, gloria, alleluia. Cristo, Principe di pace, gloria, alleluia. Re dei Re, Signor dei Signori, gloria, alleluia. Re dei Re, Signor dei Signori, gloria, alleluia. Cristo, Principe di pace, gloria, alleluia. Cristo, Principe di pace, gloria, alleluia. Re dei Re, Signor dei Signori, gloria, alleluia. Re dei Re, Signor dei Signori, gloria, alleluia. Cristo, Principe di pace, gloria, alleluia. Cristo, Principe di pace, gloria, alleluia.
Signore, gloria, alleluia. Re dei re, Signore dei signori, gloria, alleluia. Principe pace e gloria, alleluia. Cristo, principe pace e gloria, alleluia. Ok, preghiamo per i nostri bambini che hanno avuto stamattina il loro culto, esattamente come abbiamo fatto noi, e che questa generazione possa veramente essere ripiena di spirito. Mi guardano un po' strano, però. Diranno, cosa sta dicendo questo? Preghiamo per loro. Sì, preghiamo anche per questo, sì. Che loro hanno delle sfide che noi neanche ci immaginiamo a scuola, ok? Voi sapete quali filosofie vengono introdotte nelle scuole già da un po' di tempo e sicuramente noi dobbiamo pregare perché loro siano protetti dallo Spirito Santo, ok? Signore nostro Dio, ti ringraziamo, ti benediciamo per i nostri bambini, benedici le loro vite, proteggi le loro menti, Signore, rendile e proteggile, mantienile pulite dai principi del mondo e che tu possa, Signore, accompagnarli in questo nuovo anno scolastico e che loro siano luce nelle tenebre e sale in questo mondo che non ti conosci. Dai sapore alle classi dove loro sono attraverso le loro vite. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Grazie. Dio vi benedica. E adesso, sì, ok. Adesso staremo celebrando le nostre 10ime offerte, quindi se avete qualcosa da offertare al Signore, qualsiasi cosa il Signore accetta, che sia un importo piccolo, perché l'importante è che qualsiasi cosa venga dal cuore. Può essere anche la tua vita, può essere qualche idolo che hai messo nella tua vita. Offri tutto a Dio e sapendo che Lui si prende cura di ogni dettaglio, quindi senza paura di poi rimanere senza soldi, perché poi Dio provvede. Quindi vi chiedo di stare in piedi e canteremo un cantico per celebrare questo momento.
Signore, ti ringrazio per questo momento, Padre, grazie per l'opportunità di poter dare qualcosa di nostro a te, Signore, per la tua opera, Padre. Ti ringrazio per la possibilità di poter agire nel tuo nome, Signore, per altre persone, di poter far riconoscere il tuo nome tramite le nostre vite, Padre. Ti ringrazio per tutto quello che ci dai, Padre. Ti ringrazio per darci la possibilità di poter dare questo tanto che ci dai per la Chiesa, Signore, ma soprattutto per le persone al di fuori, Padre. Ti ringrazio per questa offerta, ti ringrazio per le persone che hanno dato qualcosa per la tua opera, Padre. Ti chiedo di benedire le loro vite e le vite di chiunque sia in una situazione difficile, Padre, che non può dare magari qualcosa per la tua opera, Padre, ma ti chiedo di benedire queste persone, di proteggerle, Padre, e seguirle come fa ogni giorno con noi, Padre. Nel nome di Gesù, amen. Carissimi, facciamo una preghiera per chiudere il nostro culto. Tutte le notizie, tutte le informazioni che riguardano la nostra comunità, non soltanto quella di Treviso, ma Conegliano, Belluno, noi le troviamo sia su Facebook che sul nostro bollettino, ok? E pregate perché questa settimana ricominceranno i gruppi di studio, ok? Le cellule di studio nelle varie località. Allora, se tu non fai parte ancora di una cellula di studio, sarebbe interessante cominciare a partecipare, ok? Pastore, a chi mi devo rivolgere? Allora, ci sono dei responsabili, ma puoi parlare con il pastore e io ti indirizzerò dove è più vicino a casa tua, ma è importante veramente che tu partecipi ai gruppi di studio. Sono studi che noi settimanalmente facciamo insieme proprio per condividere la parola di Dio e non lasciare che la cosa si raffreddi fino alla settimana dopo, ok? Io penso che sia tutto. Ci alziamo, facciamo una preghiera di chiusura e chiediamo al Signore proprio di accompagnarci durante tutta la settimana. Nostro Dio, ti ringraziamo, ti benediciamo, perché Signore ci hai dato tanto questa mattina. Grazie Padre per tutte le parti del culto, tutto ciò che è stato detto. Signore, adesso faccia parte della nostra vita e che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.